Buongiornata a tutti dalla redazione sportiva di Media News TV. Oggi dedichiamo la puntata al mito del tennis italiano. Adriano Panatta, certamente il più grande giocatore della storia del nostro tennis. Nato a Roma il 9 luglio del 1950, di umili origini e figlio del custode dei campi da tennis delle Tre Fontane all'Eur. La vicinanza con i campi da tennis e le reti gli permette fin da ragazzino di avere subito una grande confidenza con lo sport che lo renderà famoso. Fin da piccolo infatti Panatta si esercita sui campi rossi del club ed impara ad eseguire le prime volée. Gli amici, per la verità un po' scettici di fronte a tanta passione, lo chiamavano all'epoca con il soprannome di Ascenzietto, vezzeggiativo mutuato dal nome del padre Ascenzio. Ben presto lo scetticismo dei famosi amici dovrà però essere rivisto e corretto. Tappa dopo tappa, vittoria dopo vittoria, la carriera di Adriano Panatta prende slancio fino a portarlo a guadagnare i primi posti della classifica nazionale. Panatta ha la particolare occasione per entrare nell'albo d'oro della storia del tennis presentandosi ai campionati italiani assoluti del 1970. Lo scontro frontale è con Nicola Pietrangeli, allora campione in carica e mostro sacro del tennis italiano. A dispetto di ogni previsione, Panatta esce vittorioso da un tale temibile confronto. C'è da dire che ormai Panatta interpreta il tennis nuovo, giovane e moderno, regolato su nuove strategie tattiche e su una grande dose di aggressività e voglia di emergere. Pietrangeli invece in qualche modo rappresentava una stagione senz'altro gloriosa, ma ormai sulla soglia del tramonto, una tradizione intrisa di eleganza e bel gioco. La conferma che il nuovo che avanza non poteva essere più fermato arriva l'anno successivo, quando Panatta si riconferma vincente sull'illustre avversario e dimostra di non essere un fuoco di paglia. Logicamente avevo grande ammirazione per tanti giocatori di quando ero bambino, però ecco, non è che ho preso a modello qualcuno in particolare. Invece chi mi ha molto aiutato per diventare un giocatore di tennis professionista è stato il mio grande maestro, che era Mario Berardinelli, e lui è stato praticamente un padre e anche allenatore per me e anche per i miei compagni di quell'epoca, di Bertolucci, di Barazzuti, di Zuccarelli, per cui noi abbiamo avuto una grande fortuna avere una persona così. Ancora non si chiamavano coach, si chiamavano allenatori, e senza di lui probabilmente non avremmo vinto tutto quello che abbiamo vinto. Banca girare un campione per amico è stata una mia idea di 18 anni fa, per cui è una mia creatura, come posso dire, e oggi è probabilmente l'evento più importante di promozione sportiva nelle scuole elementari e medie. Dopo aver guadagnato lo scettro di re del tennis italiano agli assoluti, togliendo di fatto il trono al grande Nicola Pietrangeli, la nuova strada di Adriano Panatta si presenta assai in salita per il semplice fatto che, come sempre succede in questi casi, il pubblico si aspetta un rendimento all'altezza delle aspettative. L'unico neo del campione è la sua proverbiale pigrizia, un difetto che spesso e volentieri ha costituito un handicap per una resa adeguata ai massimi livelli in cui giocava. Accanto a giocate di genio alternava periodi mediocri, contrassegnati, secondo alcune voci maliziose, più da colpi di fortuna che di bravura. Inoltre, pur dotato di uno straordinario talento, non era supportato, secondo i critici sportivi,
da un fisico che ne fosse all'altezza. Facendo un colpo che riesce una volta ogni 10.000 volte, però fatto. Stava veramente in tribuna, la palla passò addirittura lateralmente all'intro della rete, andò a finire sull'incrocio delle righe, ha tirato fuori il jolly e ha vinto, ma insomma questo è lo sport, bisogna accettarlo. Dimentichiamo certamente che Panatta nella sua carriera riuscì a battere tutti i più famosi tennisti della sua epoca, a cominciare dal mostro sacro del tennis mondiale, Bjorn Borg, soprannominato La Macchina, che sconfisse per ben 2 volte al torneo Roland Garros di Parigi. Il successo internazionale più importante rimane proprio la vittoria dell'edizione 1976 del prestigiosissimo torneo francese. Il famoso tennista italiano è poi riuscito a restare sempre a galla e il nome di Panatta ha dominato le cronache sportive per tutti gli anni che lo hanno visto calcare i campi di gioco. Un ricordo su Borg, visto che lei lo ha sconfitto per 4 ore. Dicevo anche prima, mi ha chiamato mezz'ora fa e non sapeva neanche che venivo qui. Ho detto vado a vedere il tuo film, spero di vederti poco, te proprio, lui proprio personalmente. L'ho avuto già abbastanza tanti anni fa. Ma quella una domanda cinematografo. In particolare quella volta di Marbella che l'hai riportato ubriaco. Vabbè, ma quello lì, sì, poi l'ho raccontato, insomma, capitava. A me non capitava, però a lui tanto capitava, però il giorno dopo mi ha battuto lo stesso, per cui lui mi faceva un baffo bere. Il gioco di Adriano Panatta era caratterizzato da un alto tasso tecnico basato su un dritto micidiale e sulla battuta molto potente, senza contare la sua grande capacità di scendere a rete con volée spettacolari e impeccabili di dritto e rovescio o di effettuare smorzate di grande raffinatezza. Il terreno di gioco su cui ottenne i migliori risultati era sorprendentemente, visto il tipo di gioco, la terra battuta. Nel 78, io purtroppo non mi ricordo mai nulla. Io sono arrivato in semifinale a Monte Carlo. Io ci tenevo molto a vincere Monte Carlo perché era, dopo Roma, il torneo più importante sulla terra battuta in Europa. Poi insomma Monte Carlo faceva chic vincere il torneo di Monte Carlo, come si dice. E stavo giocando molto bene. Arrivo, come dicevo, in semifinale contro Vilas. Mi chiama Paolo Villaggio al telefono e mi dice: insomma, hai vinto in quarti finale? Dico sì, ho vinto, domani gioco contro Vilas. Allora lui mi dice: arriviamo stasera? Io dico: chi arriviamo stasera? Io e Ugo Tognazzi. Io mi ricordo di sì, oddio. Dico: guardate, arrivate entro le 8:30, 9 perché io devo mangiare, devo andare a letto. No, non ti preoccupare, figurati, noi veniamo lì a farti il tifo, veniamo, insomma, partiamo adesso. Si fanno le 8:30, le 9:30, le 10:30, le 11, le 11:30 e non arrivavano. Non c'erano i telefonini in quel tempo, che uno poteva chiamare. Alla fine arrivano a mezzanotte questi 2 delinquenti e io li avevo aspettati e io appena arrivano dico: guardate, io vi saluto. No, dai, come vi saluto? Siamo arrivati da Roma adesso. Dico: sì, ma alle 9 dovevate arrivare, no, a mezzanotte. Insomma, andavo a mangiare in questo posto, si chiamava Rampoldi a Monte Carlo, stava proprio di fronte al casino. E cominciamo a parlare quando, sai,
comincia a parlare Paolo e Ugo insieme, diventa irresistibile, per cui le ore sono passate, si è fatto tardi, a un certo punto Ugo sparisce, poi va via anche Paolo, io me ne volevo andare a letto finalmente perché non ne potevo più e poi pensavo al giorno dopo, torna Paolo e mi dice Ugo sta morendo nel giardino dell'Hotel de Paris. Come sta morendo? Sì, si è accasciato dentro un cespuglio perché aveva mangiato troppo e bevuto troppo, per cui io sono dovuto andare lì con Paolo, prendere Ugo io, no, sulle spalle, buttarlo in macchina, portarlo in albergo, montarlo in camera, spiegando alle Recepio che si era sentito male, eccetera, eccetera. Insomma, sono andato a letto alle 4 di mattina, come direbbe Paolo Villaggio, e il giorno dopo ho beccato 6-2. Mi hanno fatto un bel favore, però li voglio bene lo stesso. Il punto massimo toccato dalla carriera di Adriano Panatta in termini di successi riportati furono indubbiamente la seconda metà degli anni 70, con un picco massimo in assoluto rappresentato dal 1976, anno in cui vinse la Coppa Davis con la squadra della nazionale composta oltre a Panatta anche da Bertolucci, Barazzutti e Zugarelli e gli internazionali d'Italia e di Francia. L'anno prima aveva raggiunto il podio nel torneo di Stoccolma. In seguito arrivò in finale nel 1978 sempre agli internazionali d'Italia, battuto dal mitico Björn Borg. Panatta vinse il torneo di Houston nel 1977 e 2 volte il torneo di Firenze nel 1975 e nel 1980. Nel 1979 raggiunse invece i quarti di finale a Wimbledon, perdendo contro l'americano Pat Dupree. Quell'incontro fu l'unico match di tennis che abbia mai causato uno spostamento nella programmazione del TG1 delle 8 di sera. Ringraziando per la cortese attenzione, chiudiamo lo speciale ancora con delle bellissime immagini raccolte per ricordare il grande campione Adriano Panatta, giocatore simbolo ancora oggi del tennis italiano. A tutti voi, da Renato Scanu e dalla redazione di Media Sport TV Europe, la più cordiale buona giornata. 5, batte Panatta. Ha ripetuto l'impresa di Bologna, la famosa palla col tuffo, una cosa eccezionale.